con la sindaca Mirella Bagliana, una donna di sport che ha il piacere, penso l'onore di organizzare, accogliere la Fiamma Olimpica che arriva a Vittorio Veneto. Per me e per la città di Vittorio Veneto è un onore che il comitato organizzatore abbia scelto città di Vittorio Veneto per questo importante appuntamento e che dà anche risalto alla città nel valore dello sport. Vittorio Veneto è sempre stata una città di sport, per lo sport, e grazie a tutti gli impianti sportivi che ci sono sul territorio e grazie alle tante società sportive che portano avanti appunto con tanta passione e dedizione quella che è l'attività sportiva rivolta a tutti i nostri ragazzi e anche ai giovani e ai meno giovani. Società sportive che avete coinvolto in questa giornata per accompagnare, diciamo, a fare da cornice al passaggio della Fiamma. Sì, io ringrazio veramente tutte le associazioni sportive che si sono messe a disposizione fin dalla prima ora. Abbiamo fatto 2 o 3 riunioni di coordinamento e loro porteranno i loro tesserati, i loro ragazzi ad assistere al passaggio della Fiamma Olimpica, perché poi non ci sono molte occasioni appunto anche per i ragazzi giovani di partecipare a questi eventi, e quindi con lo spirito di collaborazione e li ringrazio nuovamente. Giovani che sono stati coinvolti anche attraverso le scuole, l'importanza di trasmettere ai ragazzi il senso e il valore della lealtà, dello sport, di questi concetti qua. Esatto, sì, fondamentale. Io voglio ringraziare anche gli insegnanti che hanno aderito a questo appello. Molto probabilmente appunto all'interno del mondo della scuola si capisce l'importanza dello sport, proprio non solo come pratica, quindi a livello salutare, ma anche proprio per dare dei valori ai ragazzi. L'hai detto tu, valori di solidarietà, di aiuto reciproco, di perseveranza, di sacrificio, che sono oggigiorno valori che dobbiamo rimarcare per tutta la nostra società. Non so se l'abbiamo detto abbastanza, ma di fatto è un evento storico, non so se la fiaccola olimpica sia mai passata per Vittorio Veneto. Esatto, no, alla fine adesso che ci stiamo lavorando siamo un po' presi dai lavori, però è veramente un evento eccezionale, no? Che rimarrà nella storia, uno dei tantissimi eventi insomma, che hanno avuto Vittorio Veneto. Questo sarà un grande ricordo per tutta la città e ne dovremo essere fieri tutti quanti. E per concludere facciamo un appello ai vittoriesi, perché ci sono i tedofori, ci sono le associazioni sportive, ma sono invitati ovviamente caldamente anche tutti i vittoriesi. Sì, io penso che tutti gli appassionati di sport in generale siano disponibili domenica a venire a vedere, ad assistere a questo passaggio, e anche tutti i cittadini, no? Perché è veramente anche dell'intero territorio vittoriese, dei comuni limitrofi. Abbiamo mandato le comunicazioni a tutti i comuni, a tutti i sindaci, li abbiamo invitati, quindi è un momento insomma per il nostro territorio importante e invitiamo veramente tutti i cittadini a partecipare il 25 gennaio durante appunto il passaggio della Fiamma Olimpica.